Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Gianluca Calabrese. Gianluca, oltre ad essere un professionista affermato, titolare di una clinica dentistica cagliaritana, è anche impegnato da diversi decenni nel sociale, con un percorso umano e personale molto importante. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Butta lì. Spengo il cellulare. Spegni il cellulare. Anche io lo spengo, hai ragione. E buongiorno. Ciao. Come stai? Bene. Bene. Bene perché non sei da te, magari. Esatto. Poi sei seduto, c'è lo scambio Seduto. No, anch'io sono seduto, ma non sono seduto sotto di te, nel senso tecnico, non mamma mia. Quindi sei fuori dalla tua situazione normale. Esatto. Beh, Caro mio. sì. Diciamo che di normale ho poche cose. Di normale c'è poche cose. Allora, qui mo mi incasino. Qui è un po'. Non ci capisco niente, devi anche metterti questo. Mentre guido non va bene. Ok. Ok, allora da qui dove si va? C'è che casino, Dio mio. Sì, è. Posso uscire da là? Boh. Ah no, devo entrare lì. Deve Ok. entrare lì? Sì, qua. Perdonate, ma c'è un caos nelle strade di Cagliari. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. Posso girare qua? Grazie a te. Forse no. Sì. Grazie che siamo riusciti a trovare il tempo. Ce l'abbiamo fatta. Ho detto no, basta. Eh? Ho detto, mi sono organizzato oggi tra salti mortali. Bene, bene, bene. Allora, io ti ho presentato prima di venire da te, ho detto due cose fondamentali. Uno, che sei un professionista e sei titolare di una clinica dentistica, corretto? Yes. Ok. Calabrese Dental Clinic. Infatti ho Sì. pensato, che Dental Clinic, quindi una clinica dentistica può essere definita tale, no? Sì. L'hai fondata tu? L'ho fondata io In che anno? nel 1998. Porca miseria. Bravo. E no, voglio bravo. sapere tutto il percorso che hai fatto, che mi piace scoprire anche dal punto di vista professionale, come hai scelto di diventare dentista, però lo vediamo dopo, ok? Quindi, e poi un'altra cosa, ho detto che sei impegnato nel sociale da diversi decenni, Sì. con un percorso umano e personale molto importante, Sì. poi ce lo racconterai bene, e noi siamo conosciuti così. E noi siamo conosciuti così. Così. Infatti, non per i denti. Non per i denti, io ho $1 qua ultimamente, devo venire, ti prenoto. Facciamo in macchina, contrapproportazione. Così. Ce l'hai? Esiste? Esiste un intervento rapido, no? A Ci sono- domicilio? no, Non per funziona, no. anziani o qualche cosa a domicilio l'ho anche fatta. Ho sì. detto una scemenza perché c'è il bisogno dell'essere sterile, Sì. ci deve essere le attrezzature. Ho detto una scempiaggine, no? Perché tutto a domicilio stanno facendo, il lavaggio dei cani a domicilio, delle macchine a domicilio, vabbè, le cure della persona ci vai, ma no. Quindi, classe 1968. 1068, 14 maggio. siamo quasi sessantenni. Sì. Ci siamo vicini. Siamo lì, E allora devi prenotare una cosa. Una grande festa, da te. Da me non io ti aiuto, da me non lo so. I 50 anni li ho fatti da te. Bravo, Quindi abbiamo fatto una cioè, super festa. che meraviglia. Con Antonio che aveva fatto i giocolini, i gelati abbiamo I portato. gelati, Bellissimo. il camioncino dei Sono gelati. passati quasi 10 anni. Porca miseria. Sì. Guarda, la rifacciamo, io riapro casetta per te, perché l'ho chiuso, cioè non faccio più niente. Ah, non sapevo. No. Vabbè, da quando ho la saletta non ho fatto più nulla, Beh, ho fatto poche cose a casetta, faccio la saletta e lì faccio le feste, però la tua, tanto Fa cade, 2 anni. A maggio. Quindi maggio, che giorno? 14. 14 maggio, segno? Toro. Segno Vabbè, toro. per chi crede nei segni o chi ha Sì. competenza astrologica è un segno abbastanza, Ma tutti i segni sono importanti. sono tutti importanti. Come tutti i numeri, Tutti i numeri. tutte le persone, tutto. Tutto. Ok, cosa fai? Scuola? Allora, in che senso scuola? Cioè fai, vabbè, elementari medie, poi Ah, ok.
il mio excursus. Parto da lontano. Partiamo da lontani, sarà dalla mia vita precedente. Bravo! Qual è la tua vita precedente? Le vite precedenti. Le vite? Quante ne hai avuto? Quante ne hai trovato? Diciamo che ho ricordi di varie vite in realtà, però sono come se fossero sogni, meditazioni, poi ovviamente vanno prese con le pinze queste cose. Io sono rimasto comunque molto scientifico. Ok. Fatto sta che mi piace questa cosa che sia Ma questa possibile. parte scientifica ce l'hai sempre avuta oppure è una cosa che con l'esperienza? Allora, un po' sì, penso di averla sempre un po' sempre avuta, e un po', però diciamo che in questi anni l'ho sviluppata moltissimo, la parte scientifica. La parte scientifica per me significa vedere se una cosa è effettivamente così. Ok. Cioè, Provata? Secondo te? Cioè, provata o perlomeno scientifica. sul campo. Cioè, Ok. anche quella è scienza. Quando una cosa funziona, Ah, se funziona per me, quella è scienza, anche se per la scienza ufficiale magari non è scienza. ok. Però mi piace l'approccio che si fa una cosa, si vede quella cosa che hai fatto, funziona 10 volte, beh allora sì, posso dire che è reale. Questo approccio così, condito con studi, chiaramente, è un approccio che a me piace, mentre invece non condivido approccio scientifico, quello ideologico, quello dogmatico, quello che dice siccome in letteratura non esiste, non è reale. Beh, calma. Ah, ok. Questo Quindi approccio, tutta la parte un po' esoterica anche ci metti dentro? diciamo la parte naturale, la parte olistica, una parte, a me piace la medicina omeopatica, mi piace l'agopuntura. Però affermi che tutto ciò che non è necessariamente provato può essere reale. Tutto quello che non è necessariamente provato secondo i canoni di un certo tipo, Ok, dalla scienza cosiddetta, che talvolta diventa un limite Ok, quindi molto importante. Vedi Galileo Galilei che vide che insomma non era proprio così Era un po' come controcorrente. si pensava del Sole con la Terra. Lui come dire, portò a pensare al mondo che la visione poteva essere completamente diversa da quella che si era arrivato fino a quel momento. Nessuno ci crede perché quella, secondo loro, non era scienza. Ascolta, ho sentito una cosa troppo carina su Galileo, che oltre ovviamente i suoi studi li stava propagandando, Sì, pubblicizzando in un modo Sì. ovviamente diffondendolo attraverso i suoi Sì. libri, sì. aveva fatto anche una cosa, regalava il cannocchiale fatto da lui. Quindi, È vero, questa cosa L'hai sentita? è uno che sapeva fare anche manualmente. marketing, no, ma poi faceva, perché poi alla fine Sì. era un progetto strategico, perché Sì. non ti do solo Certo. le Ti do degli nozioni, strumenti, ma sì. ti do lo strumento. Questa è molto saggio. È molto saggio. È molto saggio e molto moderno. Molto moderno, bravo. E costruiva lui, gli aveva regalato una regina, non mi ricordo Sì. a chi è voluto questa cosa qua. Comunque ti racconto un po' dalle origini. Bravo. Non da quella precedente, ma da questa. Da questa. Da questa qua. Ok. Magari nel racconto mi fai qualche citazione a sì. quella precedente. Va bene, ok. Nasci? Nasco Figlio di quanti figlio fratelli, sorelle? di due genitori fantastici, mio padre che e bello. mia madre, Angela e Agnese, da cui ho imparato che mi hanno trasmesso l'amore per la famiglia e l'amore ma anche per gli amici in generale, perché loro si volevano molto bene. Mio padre è deceduto nel 94 Cosa a faceva? luglio, faceva l'insegnante di scuola media. Ah, che bellina. E questo è il fatto che loro si volessero così bene. Insegnante che- di scuola media, quindi di tutte le materie o materie per Matematica e scienza. Ah no, bugia, Matematica e elementare, tu dici scienza. una sciametta. Matematica Matematica e e scienza. E tua mamma? E mia madre invece è impiegata all'Enel. Ok. Diciamo che da loro il fatto che si volessero così bene con molto rispetto l'ho capito, l'ho apprezzato in questi anni, devo dire. Da grande. Quando ero più ragazzino, Mai bisticciato, sempre. mai bisticciato, però si discutevano, vedevano le cose assieme, e questa cosa devo dire che ha dato forza a me e ai miei altri 3 fratelli. Io ho una Tre sorella, no, ho scusa. 2 sorelle e un fratello. Ah, siete in Una quattro. sorella, In 4, quindi. Siamo 4.
Un Il fratello? primo, in realtà, Stefano, che è deceduto quando era piccolino, quando era appena nato. Ah, ok. Però noi siamo 4, 2 maschi e 2 femmine. Cioè, Io, quanti anni aveva quando è morto? no, pochi giorni. Ah, pochi giorni, Pochi però tu giorni. lo consideri ovviamente 4. Un fratello. In realtà non lo lo considero, lui sarebbe il quinto. Ah, il quinto! Sarebbe il primo. Ok, il primo, Il quindi primo. nasce prima lui, poi muore Prima lui, subito. poi vengo io, poi viene Tu. Stefania, poi viene Michele e poi Andrea. Michele e Andrea. Ok. E siamo tutti e 4 molto diversi, abbiamo scelto cose molto diverse. Velocemente, cosa fanno? Allora, Stefania traduce libri a New York, fa yoga e fa una vita molto particolare. Vive? diciamo. Vive lì? Vive a Manhattan, sì. Ah, che figo. Sì, Poi- Michela fa l'ingegnere alla provincia di Trieste, si è sposata lì con Ciao, una altri bellissima due. famiglia. Diaspora proprio. Mio in diaspora, il mio fratello che è rimasto qua, come i maschi che dovevano I andare, sono maschi rimasti qua. rimangono. Cosa fa? E lui si è laureato in filosofia con una tesi sulle brigate rosse, Oh, una tesi bella bellissima, tosta, bellissima questa. e fa l'insegnante di sostegno. Ok. E quindi ci hanno insegnato la libertà ai nostri genitori, a fare quello che volevamo fare. Non vi hanno mai detto devi studiare No. e laurearti? Sì, no, nemmeno quello. Era scontato che ci laureassimo. Era scontato. Per me era scontato che facessi, io ho fatto il liceo classico dei Tori, Hai fatto il classico. ho fatto il classico, ho Quanto hai studiato, preso? 48. Dai! Anche tu. Io 46, 2 in meno. Però sei di quella fascia, mi piace. Ho di quella fascia. Non sei dove- troppo bravo. Non eri no, bravo. No, non è così, no. Allora, dimmi in quarta ginnasio, promosso, bocciato, rimandato. In quella ginnasio rimasti in greco e latino. Tanto Uguale, un po' uguale. traumatico. In quinta? Però poi sempre promosso. Vai, io no. Invece il primo anno è stato traumatico perché mi studiavo e andava anche male. Greco e latino, quindi è stato un po'... Quindi è Mi sono sentito un po'... situazione. Ti sei sentito un po' tonto, un po' scemo, tonto, diciamo un po' tontazzo. E invece poi hai reagito. Poi dopo ho detto basta, avevo studiato tutta l'estate, basta, e poi da lì ho capito un po' il sistema. Ok, liceo classico, cosa succede? Ovviamente sei costretto a fare l'università o avevi già in mente di fare un lavoro? Volevo già fare l'università, in realtà. Mm. Volevo già fare l'università, ma volevo fare una cosa pratica. All'epoca avevo uno spirito molto pragmatico. Volevo fare un'università che mi permettesse di lavorare, di diventare indipendente. Ma non avevi un'idea? Solo il fatto di lavorare indipendenza Solo, economica? per me ogni lavoro andava bene, diciamo. Davvero? Sì, Ah, va bene. non avevi una passione, un'idea? No, la mia passione è per l'indipendenza e per la libertà. E poi per me è come giocare a pallone. Posso fare il portiere, il terzino, il mediano, l'attaccante è uguale. Davvero? E poi è Giocavi giocare. a pallone? Sì, certo che gioco a pallone. Molto. Bellissimo. Quando ero Hai bambino ho smesso, sì. E Troppo quindi bello. cosa succede? E Quinto quindi, anno, maturità? Quinto anno, cosa... Ah, aspetta, che hai fatto l'estate della maturità? Perché l'anno ho scoperto, ho pensato che è il momento più libero che hai nella tua vita, perché sei lì a iscriverti, quindi a settembre-ottobre, anzi Sì. novembre. Quindi hai 4 mesi di libertà pura, Sì. 3-4 mesi di... e non hai nessuna, come dire, impegno. L'estate Che hai fatto? della Sei partito? maturità abbiamo fatto un viaggio, il mio primo viaggio all'estero con il mio compagno di banco, Eccolo lì. Tommasino. Chierchi. Tommasino? Chierchi. Ciao Detto Tommasino Ninuzzo. Cherchi. Lo vedi più? Da un modo che lo vedo, lui fa il farmaci. Noi lo salutiamo per rispetto. Ciao Tommaso. Facciamo Viaggio in un maturità, viaggio con a Budapest in treno. Ah. Da Cagliari, Porto Torres in Sì, treno. quello è tutto. Genova, poi da Genova, da Porto Torres a Genova, poi da Genova fino a Budapest, tutto in treno. Tutto in treno. Quasi 2 giorni di viaggio per arrivare a Budapest, bellissimo. Beh, però è un periodo, stiamo parlando dell'89. 87. 87. Per me, sì, Ok. 86-87. Fu un viaggio molto bello, sì, molto bello. Bellissimo viaggio. Torni dopo l'estate. E poi E devi iscriverti, mi ti devo fai- iscrivere decidi all'università, quando? ma l'avevo deciso prima, già da scuola. Ho detto qua mi conviene, Mi conviene. Mi È un conviene. opportunista questo Sì. signore. mi conviene, visto che non ho preferenze, cioè avevo le idee chiare su cosa non volevo fare. Tipo? Tipo... Dipendente statale. No, quello proprio no, Insegnante. neanche. Mm.
No, queste avevo le idee chiare su queste. Assunto alla regione. No, neppure. No. Militare. No, neanche. No. No, mi interessava una professione tipo avvocato, ingegnere o Qualsiasi medico. Sì. Così. Però all'epoca frequentavo un amico, si chiama Massimiliano Magia, ciao Massimiliano, Ciao. che era già iscritto all'università di Odonziati. Mi dice: guarda Gianluca, all'università qua siamo in pochi, siamo solo 20, poi dopo si guadagna bene. Ah, così è bello, lo faccio. Sta dicendo cose. Esatto. Però è bello Allora, perché è sincero questo ragazzo. troppo sincero. Mi da morire. Non mi hai mai detto una cosa che non pensassi. Ti ho sempre detto anche le cose brutte. Ok. Allora, volevi guadagnare. quindi volevo fare un lavoro dove era bello, perché l'università di Odonziati erano 5 anni, mentre medicina 6 anni, più la specializzazione. Bravo, 10. Troppo lungo. Alla fine 10. Ero già vecchio. Esci vecchio. Per questo, no, allora se sono 5 anni, dopo si lavora, siamo solamente 20. Il problema è lo scoglio, c'erano solo 20 posti con centinaia di persone. Che Ma era numero chiuso già? Numero chiuso. Oh, mamma E mia. allora cosa ho detto? Se mi do alla maturità gli esami che servono per il concorso, prendo 2 piccioni con una pappa. Furbacchione. E quindi mi ero dato l'esame, che è strano per il classico, mi ho dato chimica, fisica, matematica, tutte queste materie Che senso hai dato l'esame? Che senso? potevi scegliere delle materie. C'era Alla maturità. alla maturità alcune materie potevi scegliere. Ah, beh, vabbè, su Alcune, quelle previste. su quelle previste. Ah, ok, E ok. quindi ho scelsi fisica, mi sembra biologia o chimica, adesso sono passati tanti anni, non mi ricordo più delle materie tipiche Ok. del classico. Quindi torni- Questo quindi faccio il concorso a settembre, quando vado a guardare, Da graduatoria. vedo il mio nome 18esimo. Che bello. Dico, no, ho fatto un salto di gioia, non ricordo. E il tuo amico? Pure lui? O lui era già dentro? Lui era già dentro. Ah, lui era già al secondo anno praticamente. Era al sì, forse al secondo anno, sì. Ok. E quindi questa cosa fu una gioia pazzesca, è stato il mio primo successo Personale. personale, perché Obiettivo passare raggiunto. quel concorso io quando ho visto Quanti erano questa i- mamma, non c'erano centinaia Centinaia? di raga, pieno di gente. Mamma mia. Stare tra i 20, avevo solo il dubbio che avevamo sbagliato il cognome, c'era scritto Calabrese, ho detto, magari non so Calabrese. io. Quindi ero rimasto più stimolato, perché Invalidato il concorso. era venerdì e Bocciato. sarò io, Non è vai. lei, non si può E presentare. invece ero io. Calabrese. Devo dire che è stato bello poter Piuttosto fare Calabrese, origine di dove? Allora, Calabrese origina dai nonni pugliesi, perché adesso faccio una scoop molto importante. Beh, dovete sapere che le cozze che mangiate in Sardegna, derivano dai miei nonni, che dalla Puglia, da Taranto, partirono negli anni 30 per fare il primo vivaio di cozze in Sardegna, a Olbia. Non dimmi che sono le olbiesi, le Loro. Le più buone, le più buone. In Sardegna non c'erano la coltivazione delle cozze. E che anni siamo, scusa? Anni 30. Anni 30. Anni 30, partono da Taranto, mio Cioè, nonno con genitori un di tuo club padre. di tarantini che Si insediano lì a Olbia. si insediano a Olbia nell'invidia dei sardi che Ci credo. non erano Sardo tanto invidioso, lo sappiamo. insomma era un po', ma era invidia poi per il fatto che loro stavano facendo delle e loro invece andavano a prenderle le cozze così. Cioè la cozza non è un prodotto sardo? No. Cioè non ha una No, storia, una è tarantino dei miei nonni. Che bella sapere sta cosa. Per cui mio nonno come mia nonna ha fatto tutti i figli poi in Sardegna, da Olbia si sono trasferiti a Cagliari perché bisticciarono con gli altri tarantini, diciamo, e allora io me lo apro a Cagliari. E tu non Io è dico, sceso giù? scende giù, non gli fanno aprire il vivaio e hanno fatto la fame per 10 anni, ma la fame a fette. Mio padre mi ha detto che mi ha fatto una miseria nera. Più nera, Per poi periodo di anni, guerra, poi scoppia la anni 40. guerra, sì, Mamma mia. sfollano a Gergei, Sfollano a quindi Gergei. a Gergei e chi non aveva un
tessuto sociale, una rete intorno, ma era così, emigranti Riusciva a sopravvivere. È stata tosta, è stata. Poi si sono rifatti quando hanno aperto al mercato di San Benedetto. E lì ha fatto i soldi mio nonno, bravo. Io ho parlato da lui a fare l'imprenditore, sono le cozze nel sangue. Ce l'avevi proprio un imprinting nel sangue. Sì, a me fare l'imprenditore a me piace, è molto divertente. Tuo padre no, quindi saltiamo Mio padre il contrario. È una generazione sì, una generazione. Mio Tuoi padre, figli no, i prossimi, figli no. i nipoti. Vabbè. Sì. Torniamo all'università, quindi ti iscrivi? Mi iscrivo e comincio a studiare come un pazzo, perché avevo uno perché mi piaceva, Ti piaceva. E secondo volevo uscire in fretta, eravamo talmente rapidi, io e il mio compagno di studi Davide Catania, ciao Davide. Ciao Davide. Catania. Era odontotecnico, Catania. era già odontotecnico. Cioè, scusami però, Calabrese Catania, la bella coppa. Lui di origini siciliane, però i genitori sono trasferiti dalla Sicilia a Torino. Erano emigranti in lì, fabbrica magari. forse in fabbrica, Probabile. forse non in fabbrica. Comunque Però lì sono per emigrati. motivi di lavoro. Okay. Lui, Davide, vince il concorso a Cagliari, perché il concorso era nazionale, tu potevi farlo dove volevi questo. E lo vince a Cagliari. La prima persona che incontra è lui. E lui, Davide, mi sveglia e dice: Gianluca, guarda che qua a studiare e basta, non serve a niente. Noi usciamo da qua e non sappiamo fare un fico secco. Così è. Quindi dobbiamo svegliarci. Uno, diamoci gli esami in fretta, super fast. Due, dobbiamo mettere le mani in bocca. E quindi siccome l'università non si faceva un ficose, che cosa ci inventiamo? Diventiamo rappresentanti degli studenti di odontoiatria del Sud Sardegna, della provincia di Cagliari, per capire come funzionava. E diventiamo paladini, diventiamo paladini dei diritti degli studenti dei dentisti. Facciamo le riunioni nazionali. E questo cosa ti serviva poi dal punto di vista pratico? Non da nessun tipo, però mi ha aperto la mente, perché quando facevamo le riunioni nazionali, guardate che qua non serve a niente, basta a studiare, a ripetere quelle 4 cose ai professori, per cui cerchiamo pure, che si chiama AISO, questa associazione, dei posti delle università nel mondo dove poter andare a mettere le mani in bocca, teorie. Quindi vi inventate di andare fuori. Per cui ci siamo inventati, andiamo, troviamoci un posto nel mondo, in qualunque parte del mondo, noi siamo un po' come per il mestiere, qualunque parte va bene nel mondo. È finita? In Nicaragua. Ecco perché, porca miseria. A un certo punto sto unendo i puntini. i puntini. Perché mi mancava questo pezzo. Sì. Mi è sempre mancato. Io frequentavo già vi spiego perché. uno studio dentistico, perché volevo già capire, da studente. Qui. Per cui il collega, il dentista, devo organizzare un corso. Senti, io ti porto un po' di iscritti a prezzo scontato. Tu mi dai, mi fai così, io gli scrivo all'AISO, che è l'associazione. Io mi portavo gli iscritti dentro, sì, e gli avrei portato gente al corso. Perfetto. Chi viene in questo corso? Vengono dei colleghi più grandi di qualche anno che stavano partendo di Nicaragua a fare i denti. Ci posso andare anch'io? No. E non eri ancora laureato? Niente, senza sapere né chi erano né dove stavano andando. Per me l'importante è che si facessero delle otturazioni in bocca a qualcuno. Alle cavie proprio. Proprio così. Mamma mia. E quindi senza sapere né spagnolo né dove stavamo, finiamo in un orfanotrofio, nell'orfanotrofio dell'Hogar del Niño vicino a Dega. E per farla breve dovevo starci un mese e poi dicevo: ma è troppo bello, che una figata, stiamoci 2 mesi, anzi stiamoci 3 mesi, anzi stiamoci 4 mesi. Quanto ci sei stato? Quanti 6 mesi? 6 mesi. Quindi siamo partiti ad agosto e quindi abbiamo saltato la prima parte delle lezioni dell'anno e noi chiamavamo gli altri questi amici studenti: senti, ma statene in Nicaragua che non ci fai niente. Qua non si fa niente, sono sempre su Hai fatto 6 mesi di pratica. 6 mesi di pratica senza maestri, con un libro. Io all'anestesia con un libro. Un libro, il medico. Cioè ti prendevi le persone. Ma l'attrezzatura dov'era? C'era uno studio, era un piccolo comprensore a Cicigalpa. Cicigalpa è un piccolo micro paese dove
dove coltivavano la canna da zucchero, quindi era un piccolo clinica, non solo dentistica, dove facevano parte praticamente, faceva parte di questa che è la più grande azienda del Nicaragua, si chiama la Flor de Cana, che poi fa il rum Flor de Cana, che è uno dei più buoni nel mondo. Il rum. In questo periodo bevo solo rum. Anche troppo Anche buono. tu? Mi piace moltissimo. Lo sto scoprendo un sacco, vabbè. E poi Pensa che mia madre per 58 anni mi ha comprato un ultimo rum, l'Abuelo. Abuelo? Abuelo, si chiama Abuelo, così, il Abuelo. nonno. E quindi che cosa succede? Che in Nicaragua, lì cambio, cioè sono la vita con me e Dio con me, la vita, chiamiamolo così. Sono partito per mettere le mani in bocca, in questo orfanotrofio, ma poi ho scoperto per la prima volta in vita mia che mi stavo rendendo utile, cioè che ero contento. Non ti era mai capitato prima di renderti utile? Dici questa frase? No. Forse quando ero bambino sì. Poi dopo ho attraversato un periodo molto lungo dalle scuole medie fino all'università, poi un mio medioevo, diciamo così. Un medioevo, poi non eri ero contento, non ero per niente contento, anzi. Ok. Quindi anche quando ero all'università studiavo, andavo bene, però così. Non ero. C'ho dell'acqua lì, lo studio televisivo permette anche dell'acqua. Hai visto? Cinci? Quindi non ero. In Nicaragua scopro, piano piano mi sono reso conto che senza cercare chissà che, giocando con i bambini, curando questi bambini, curando i contadini, stando lì in un modo molto abbastanza. Il Nicaragua era tipo Far West, parlo del 1991. Era appena uscito da una lunghissima guerra civile, quindi c'è pieno di orfani, gente che girava con pistole, con macetti. Per me un divertimento pazzesco. Perché? Far West, vero però, non da film, vero. Questo spirito avventuroso non l'avevo Mi sono divertito da morire. E ti è andata bene? Problemi non ne hai avuto? Io sì, ho rischiato le penne un paio di volte, ma fa parte del gioco. Sì. Ma così, una volta un incidente, una che per poco ci finivamo. Anche piccolo avvenimenti violenti pure? No, però fondamentalmente mi è andata sempre bene. Eri a rischio? No, così, insomma, niente di che. Ok, quindi vai in Nicaragua, stai 6 mesi, fai la pratica. Faccio la pratica, torno, lì faccio pratica e torno che ero diverso. Che eri diverso? Un'altra persona, però mi dissi, finalmente sarò contento, invece torno all'università e torno come ero prima. Torno nel Medioevo. Vabbè, allora mi tappo in casa, studio e mi largo. Quindi in 5-6 mesi avevo fatto 6 esami più la tesi. Tutto chiuso? Ho chiuso tutto da dicembre a luglio, 110 all'ora. Bravo. Infatti con il mio amico Davide, quando ci siamo incontrati, ci siamo detti questo. I primi giorni di università. Le ragazze vanno e vengono, gli esami rimangono. Qualunque cosa accada, noi dobbiamo essere fuori da qua a luglio col massimo dei voti. Bravo, e lui anche lui? Uguali. E così è andato. Qualche ragazza è venuta, sono tutte andate. Sono tutte andate. Vabbè, qualcuna è rimasta, almeno una, dai. No, tutte no. Tutte no. Sì. Ok, e quindi finisci l'università. Finisco l'università. E adesso? E finalmente dico, adesso inizio finalmente a fare la pratica. Fare il dentista, a pagamento. Volevi già mettere lo studio tuo? No, ho iniziato con un collega, però nel suo studio, avendo fatto pratica in Nicaragua, ormai sapevo già fare delle cose. Ero già bravino, rispetto alla media, devo dire anche quasi bravo, da quello che ho visto, sì. Anche perché noi studiamo moltissimo, sia per diletto, per piacere, ma anche per dovere. È un fatto che un medico deve studiare, deve fare bene le cose, non è che si fanno le cose così. Quindi inizi a livello professionale? Inizio con un collega, però purtroppo devo partire il militare. Dopo un po' di mesi c'è il militare di tocca, qui c'è questa benedetto militare che io non sopporto. Che avevi rimandato? L'avevo rimandato, speravo di fare l'allievo ufficiale, perché c'era il corso per diventare medico.
niente, divento un burba, cioè militare semplice, del livello più basso. più basso. L'hai fatto a Cagliari? A Cagliari, poi l'ho fatto come infermiere all'ospedale militare. Dico, eri già laureato, quindi Era laureato, facevo l'infermiere, ma era una cosa per un me. anno ho perso. Un anno, per fortuna pochi, ho fatto 3-4 mesi. Perché poi mi hanno scoperto un problema fisico a un rene che ho veramente, io le avevo cercate tutte per fare il militare, E invece c'avevi un problema. e invece l'avevo sul serio, c'avevo sul serio, per cui Cosa avevi? un problema a un rene che forse c'ho ancora. Fatto sta che niente di che, però Si potevano mi mandare fanno a casa. questo urografia, questo che lì il capitano mi dice guarda c'è un problema a un rene molto serio, e io urrà! Guarda che era cosa seria, e chi se ne frega, cioè, No, ma serio, vado via qua. meglio. Dopo un po' di giorni mi dice fate, e quindi inizia il mio percorso Ok, quindi fai. come dentista. A questo punto finalmente sono libero, dico bene, adesso posso finalmente fare il dentista, però mi rendo conto che inizio a lavorare nello studio di Pietro Floris, che aveva messo su un bel centro odontoiatrico con tanti dentisti, ma io non ero contento. Quindi una volta che ho raggiunto il mio risultato di lavorare finalmente in dipendenza economica, non ero contento per niente, per cui decido di lavorare part time, di dedicare quegli anni. Mi sono detto ho due scelte, ho due chance, ho due possibilità. Uno, mi dedico a lavorare e così mi faccio la casa, poi forse mi aprirò il mio studio. Dico, no, faccio una scelta opposta. Prima costruisco la mia casa interiore, poi penserò a quella esteriore. Tanto quella esteriore c'è sempre il tempo, quella interiore è molto più importante. E quando questa idea, come mai ti è venuta? Mi bruciava. Era, Ma è il Nicaragua che te l'ha creata? ce l'avevo già, in realtà ce l'ho fin Sentivi già. da piccolo. In Nicaragua sono stato bene. Ah, In Nicaragua, beh, allora sì, posso stare bene. Io pensavo che mi bastasse quello, invece no. Una voce diceva, no Gianluca, il tuo compito non è fare il dentista e basta così. Non il è tuo quello. compito. Non sei nato per questo. La tua vocazione, Una parte di me diceva, una parte interna. a parte si dice, non basta, non è sufficiente, non è sufficiente. Per cui decido di dedicarmi anima e cuore, cioè, bene, i miei prossimi obiettivi sono libertà interiore e capire che cosa vuol dire amare, perché io non lo so cosa vuol dire amare. Come, non lo sapevi? No. Bevi tranquillo. Facciamo un break. Un cooling break. Un cooling break. Un cooling break. Sono i mondiali Come si adesso. chiama adesso? Ok. Sì, avevo capito che non avevo capito proprio un fico secco tutti gli anni, non avevo capito proprio niente, e che era tempo che io cominciassi a capirci di più, qualcosa di più, per cui mi fai? dedico anima e cuore allo spirito, e quindi mi dedico al volontariato. Comincio a chiedere in giro, ma io vorrei fare volontariato, e comincio a fare volontariato con i bambini di quarto e anche di strategia, quindi facevo volontariato a strategia dove correggevamo i compiti ai ragazzini, poi andavo in una specie di orfanotrofio di quarto. Tu con i bambini come sei? Benissimo, Stai bene? fantastico. Andavamo lì, li portavamo in giro. Il primo che ho conosciuto è Jonathan, che ancora oggi accudiamo. Lui c'ha 40 anni adesso. Come l'accudite? Lo accudiamo perché è rimasto mille anni, ma quindi io e qualche altro, un po' di amici, badiamo a lui. Quanti anni ha? 40. 40. Non è più un bambino. Non è un bambino, però è un po'. Una domanda che proprio mi viene adesso, la infilo, però poi torniamo lì. Come mai non hai fatto una clinica pediatrica dentistica? Se hai questo rapporto così forte con i bambini? Ce ne sono altre a Cagliari, per quello che mi viene in mente. Specializzati solo in bambini. In realtà a me piace fare proprio il dentista a 360 gradi. Mi piace fare il dentista bambini, adulti, cioè però, a me piace i bambini vengono da te? Sì, moltissimi bambini. Moltissimi Moltissimi bambini. E sono magari i clienti migliori?
ti piacciono di A più? me piacciono tutti. A me la gente piace tutto. Ok, Tutto. chiuso, vabbè. Bambini, Era una domanda adulti, inserita. vecchi, a me piace tutto. Quindi vai a fare volontariato? Vado a fare volontariato dove dedico e mettiamo su un gruppo di volontariato, perché a me poi piace creare le cose. Creare le cose. Fatto un Quindi, perché contemporaneamente mi iscrivo alla scuola di meditazione di Padre Pio, che ho detto, voglio capire cos'è questa meditazione, la preghiera. Sei Comincio a anche leggere abbastanza libri precoce. di spiritualità, Ah. Krishnamurti, Sai Baba, Osho, Rainish, Ramana Maharshi. Leggo moltissimo. Ok. Comincio a fare lunghe camminate da solo, a pensare, a meditare, scrivere, comincio a Tutti i scrivere giorni? tutti i giorni. Lavorando. Però lavoravo part time, avevo deciso di Di dedicare mezza giornata metà giornata e l'altra al lavoro. diciamo la casa interiore insieme con la casa. Però prima Ma c'è la casa bella interiore. questa. Prima c'è la casa interiore. Sì, ho 25 anni, 26 anni, lo dedico a questo. Non ho bisogno di soldi, perché io non ho mai avuto bisogno di soldi. Io mi sono sempre sentito ricco, non ho mai avuto bisogno di... Non stiamo parlando di studio, Sì. stiamo parlando di... Stavi lavorando da Sì. dipendente? Lavoravo da collaboratore. Da sì, collaboratore. Tipo Lo studio non dipendente. l'avevi ancora aperto? Ok. No, non avevo lo studio, però il collega è stato molto bravo perché mi ha detto: "Senti Gianluca, se vuoi puoi diventare socio nei miei studi di Sadda e Monasteri". Quindi, mentre faccio volontariato e mentre inizio a fare la scuola di meditazione con Padre Pio, che è stata un'esperienza bellissima, contemporaneamente sia lavoravo nello studio di Flores, ma anche diventò socio in questi due studi, Monasteri e Sadda, nel 95 e nel 94 e nel 95 diventò socio di questi tutti e studi. due. Però fatto sta che io poi non mi sono mai occupato di gestione di niente, ho continuato a fare la gestione, l'ho sempre delegata agli altri soci. Ah, ok. Quindi praticamente io mi sono dedicato alla meditazione, alla preghiera, comincio a fare dei viaggi in India, parto per l'India, vado Sei a stato in provare... India? Quante Sì, volte? 3 volte, ho fatto 3 viaggi solitari in India, con biglietto di andata e di ritorno, senza sapere bene dove sei andato. E giro per gli ashram, quindi conosco l'ashram Cosa di Sai sono Baba. l'ashram? Gli ashram sono dei piccoli monasteri dove il gruppo segue un guru generalmente, e quindi io non sapevo niente di tutto questo. È stata un'esperienza dove mi è capitato un po' di tutto, perché chiaramente poi in questi casi non pianifichi, non fai. Non devi pianificare. Perché mi hanno dato un'altra regola, visto che il ragionamento mi ha portato fondamentalmente a non capire un granché. Adesso voglio utilizzare un altro sistema di navigazione, quello del fare quello che mi sento. Quello che mi sento lo faccio. Sento che voglio partire in India, perché parto per in India. E poi sono partito, stessa cosa l'ho fatta poi per il cammino di Santiago, poi ho fatto un pellegrinaggio dal Venezuela al Nicaragua fino a quasi al Messico, tra pullman. Ho fatto tante esperienze per questo grande bisogno di fare esperienze, Bello. di capire un po' questa... Cioè, hai fatto proprio esperienze. esperienze pazzesche, cioè veramente incredibili. Oltre a organizzare a Cagliari i ritiri zen con Padre Pio, organizzavo, davo una mano anche a un certo Ok. punto, perché a me non mi piace essere fruitore e basta, mi piace dare una mano, dare il mio contributo, quindi sono diventato uno che dava una mano nella scuola di meditazione. E anche quando Padre Pio mi propose di aprire un cinema di volontariato, ho detto, ma sì, facciamo anche il cinema, facciamo anche il cinema. E il cinema come si fa? Si parla. Io ho capito che nella vita non bisogna pensare troppo, bisogna fare e imparare facendo. Bello. Chakra bassi. Chakra bassi e alti molto insieme. bassi, alti. Cioè, sognare e fare. Sognare e Unire. fare. Infatti l'equilibrio è avere Sognare tutto e l'equilibrio. fare. L'equilibrio vero Sì, è avere tutti i chakra sì, equilibrati. Sì, perché il fatto di sognare e basta a me Non porta a nulla. Sono non mi fa d'accordo capire un con granché. Anche fare e basta. Boh. Perché lo sto facendo? No. Avrei potuto lavorare e fare subito soldi, ma questa cosa non mi... Ah, infatti, siamo partiti dal fatto che avevi questa idea, no? Diventare ricco. non è che volevo diventare ricco, volevo diventare indipendente. E questa l'avevi già un po' raggiunta. Sì, a me bastava. Ti bastava. Hai detto ero ricco così. Per me era Mi quello che bastava, avevo, quello che stavo guadagnando, lavorando part time, bastava e avanzavo. Non ho avuto bisogno né di una macchina grande né di una casa, non mi importava niente. Perfetto. Per cui passo tanti anni così fino al 98 in cui decido, bene, adesso voglio
vorrei aprire uno studio che realizzi tutto quello che ho imparato in questi 10 anni di viaggio interiore. Ok. Voglio aprire questo studio così, che rappresenti sia da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista lavorativo, in senso stretto. Ok. Nel senso, il lavoro, a cosa serve il lavoro? Io mi sono chiesto, ma lavorare a cosa serve? E che risposta gli hai? Mi sono dato questa risposta. Il lavoro è come partecipare ad una festa dove tutti fanno qualcosa. C'è chi porta gente, chi apparecchia, chi fa la spesa, la salsiccia, chi taglia la salsiccia, chi arrostisce. L'importante è non fossilizzarsi nessun ruolo particolare. Perché se serve tagliare salsiccia, cioè, se sono 5 che vanno a fare la spesa, ma perché devi darci anche tu? Taglia la salsiccia. Ok. Oppure pulisci per terra. Fai quello che serve. Fai quello che serve. Fai quello che serve, esattamente. E partecipando a una festa, quindi deve essere un qualcosa che deve creare un beneficio per tutti. Bello. Se il lavoro serve solo a me, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che è un fatto prettamente così un po' egoistico e inutile. Il lavoro deve servire per migliorare l'intera società, a far stare bene tutti. Ecco Bello. Perché poi nel lavoro, quando ho aperto lo studio, ho detto, se il lavoro serve a questo, allora delle cose che ho fatto in studio è per esempio fare in modo che la parte finanziaria ed economica dello studio fosse la più etica possibile, per cui ho bruciato tutti i cataloghi che quegli anni come ho detto, basta, io comprerò solo dai fornitori locali, gente che con facce, nomi, io voglio un contatto fisico, voglio parlare, ti voglio salutare, poi che costi un po' 3 euro in meno, anche di più, pazienza. ma chi se ne frega, bisogna tanto morire, no, e allora no, non è un problema. Bella questa visione. Abbiamo fatto il conto con Banca Etica, che è una banca che si occupa. Ha ospitato il rappresentante regionale di Banca Etica, Carlo Usai. Stefano Sanna. Non lo so, che lo conosco. Non conosci? No, non lo conosco. Okay. Ha parlato di Banca Etica? Sì, per cui facciamo tutta una serie di... cerco di mettere in pratica dei principi, anche di maniera pratica però, perché caliamoli nella pratica, queste cose che ho imparato. E di nuovo, caliamoli a terra. Per esempio, se voglio un mondo diverso, allora non voglio dare i miei soldi a una banca che li usa per bombardare i bambini di Gaza, per esempio. Non voglio dare i miei soldi, che vuol dire la mia energia, i soldi sono una forma di energia, voglio che servano per aiutare te, tizio, quello, quell'altro, quello che la fa, progetti, e questo mi ha portato a ragionare in un modo che mi ha fatto capire la parola economia. Economia deriva dal greco ekos, che vuol dire casa, comune, casa, e nomos, che vuol dire tipo significato, qualcosa del genere. Anche in greco ci sono vari significati per ogni singola nome. E secondo i greci, se l'economia, cioè se la parte economica, finanziaria e commerciale non riguardava l'insieme, cioè la casa comune, non era economia, era rubare. Esatto. Ecco perché per i latini, per i romani, il termine privato, che noi abbiamo traslato in termini positivi, era invece una parola negativa, e vuol dire privato vuol dire togliere a un altro, privare un altro. Bello. Quindi questi concetti ho cercato di interiorizzarli, scontrandosi però con il mio realtà. Egoismo mio, Di portare a casa il pane. portare il pane, e un mondo che va in un mondo completamente diverso, comprese parti deboli di me, parti deboli, parti egoistiche di me, che ognuno ha, le parti da conviverci con quello. da conviverci, per cui è stata non facile, un conflitto interiore. è stato, però diciamo che un po' sono riuscito a realizzare l'idea di un'azienda olistica. Esatto, arriviamo a questo nome. Prima di tutto spieghiamo cosa significa olistico. Allora, olistico, innanzitutto ci tengo a chiarire che non vuol dire esoterico, che non vuol dire mettere un po' di arnica, porre le mani, no. Tornando al greco, olistico vuol dire olos, cioè l'insieme. Alto e basso, chakra alti e chakra
chakra bassi e chakra alti, teoria e pratica insieme. Tutto insieme. Questo significa olistica, che in un'azienda, per come la intendo io, significa un equilibrio tra le esigenze individuali, terreni, mie, e il mondo così com'è, trovare un punto di equilibrio. Il mondo va così, non lo posso cambiare completamente perché fallisco, non ce la faccio se sono troppo utopico. Quindi imparare a tenere un'utopia pratica, pragmatica, però sempre lo spirito utopico ci deve essere presente, che è un sogno, ci deve essere, che è la molla che ti fa andare avanti. L'avevi immaginato così la tua clinica? Così come la L'avevo conosco, immaginata grande, perché io le cose me le immagino grandi. grandi e colorate. E colorate. Mamma mia. Le cose me le immagino così, grandi e colorate, per cui ho pensato, no, da solo no, devo lavorare in team. Quindi ho immaginato una serie di punti che poi ho visto nel tempo erano 7 pilastri dello studio. 7? 7 pilastri. 7 chakra? Studio. 7 chakra e 7 pilastri. 7 colori. Uno di questi sono appunto un'economia etica, quindi io la chiamo anche economia del pellegrino, cioè tenersi per sé quello che serve, il resto rivestirlo nello studio, ma possibilmente appunto con banca etica, con Sardex che magari aiuta l'economia sarda. Io ci tengo molto pure a questo, è una cosa molto importante. E questo piano piano mi sono un po', poi ci ho studiato un po' sull'economia circolare, e ogni cosa poi ha aiutato all'altra. Il fatto di fare volontariato in Nicaragua, dove siamo tornati, poi il fatto di fare meditazione, di approfondire tutti i puntini come si uniscono piano piano, questo con quello, con quell'altro, è andata avanti sia quindi un'idea di azienda che può fare denti, che può fare scarpe, il modello è quello. Cioè una visione olistica è una visione che un'azienda che deve avere una forte spinta utopica, un forte sogno, ma con molto pragmatismo, facendo delle cose concrete, poche, alcune, ma quelle ci devono essere. Ok. E nel tempo implementarle. D'altra parte anche da un punto di vista medico ho acquisito una visione olistica, quindi Perché ti sei messo a studiare? Mi sono messo tutto a ciò studiare tutto quello che era che potevi influenzare nei denti, sì, cioè i denti sono lo nei specchio. denti, per esempio. Mi raccontavi I denti sono lo specchio di tante altre cose, di altri problemi che puoi avere, Sì. postura, Esattamente. camminata, tutto è collegato con tutto, e questo è fantastico. Faccio un esempio brevissimo. Il fatto di avere dei denti storti dipende da come respiriamo e da come deglutiamo. Noi dobbiamo respirare con il naso e con la lingua sul palato, in alto. Se per caso inspirare così, respirare con il naso e con la bocca chiusa e tenere la lingua in alto. Se per caso questo non avviene, che cosa succede? Che cominciamo a deglutire con le guance schiacciano, da cui il palato che diventa piccolo, più stretto, cioè denti storti vuol dire collo che si mette male, perché la bocca è attaccata al collo con dei muscoli. Se la bocca diventa storta, diventano storti, il collo si mette male, le spalle si mettono male fino all'ultimo dito del piede incarnito, col dito così, cioè il dito incarnito perché i denti con la luce storti. vago. La luce vago Dipende anche da questo. No, davvero. Certo, perché i piedi sono generalmente adattativi di un sistema che non funziona tanto Non bene. in equilibrio. Non in equilibrio. Bella sta Per cosa. cui unire questi due mondi, il mondo della medicina e il mondo aziendale, imprenditoriale, organizzativo, questi due mondi partono dalla stessa visione olistica. La stessa visione l'ho applicata in un mondo e nell'altro mondo. È imparato dall'uno e dall'altro con un travaso di nozioni, di informazioni, che mi hanno permesso per rischiarmi sempre di più. È stato un lavoro ovviamente Mi sembri che è durato steneriano. un po'. Ci sei? Sì. Sì, un po'. Ok. Un lavoro di una vita, Ci credo. piano piano, leggi un libro. Stiamo parlando di una vita di lavoro. Una vita di lavoro, anche perché capendo che è importante avere uno studio con tanti medici e con tante persone, ma non mi bastava, per cui lo studio è diventato in rete con altri studi in So Italia, che sei in rete con altri. studi, con la rete Acqua, col gruppo di Augeo, per cui c'è un confronto Con Massaio, mi sembra. con Massaio, sì. Ah. Quindi con un gruppo di colleghi con cui ci siamo confrontati. La vedete Campo. più o meno allo stesso modo?
abbiamo visioni molto simili, però noi ci siamo allineati. Abbiamo capito che, non abbiamo capito, siamo cresciuti in questa visione che piano piano diventa sempre più nitida, sempre più articolata, sempre più integrata, e poi le cose cominci a capirle intuitivamente. Quando hai molti elementi, le cose ti vengono così. Quindi può essere così, sia in campo medico che in campo aziendale. Certo. Perché capisci il tipo di gioco. Un po' come uno che gioca a pallone, non è che bisogna di studiare tutto il pallone. Certe cose ti vengono Così. E tutta la parte di sociale come la inserisci dentro? La parte di sociale è tuo continuata consolidando, perché a un certo punto, dopo che ho aperto lo studio, ho detto, bene, vorrei tornare in Nicaragua, cioè sempre questa cosa, questo desiderio, tipo... Non sei tu tornato da allora? Sono dopo i 6 mesi? Ero tornato un'altra volta, e quando ho fatto il pellegrinaggio in Sud America con Tommaso, poi sono tornato con Raimondo quando abbiamo aperto uno studio dentistico nella missione di Marco Dessì. Dopodiché, dopo altri anni ancora, ho detto, basta, ora voglio fare una cosa, voglio portare il cinema, che abbiamo aperto a Cagliari, il cinema a Namas della scuola di meditazione. L'hai portata lì? L'ho portato lì. E siamo andati in giro per le favelas a fare proiezioni. Che matti, Dio mio. Veramente pazzi. Ma deciso così. Poi nelle favelas, Dio mio. Abbiamo deciso così, dobbiamo partire in 3, 4, 5 persone, poi diciamo, però per fare un cinema potremmo, siccome ci servono fondi, organizziamo un bel concerto a Cagliari, che ci viene la pazzia di fare un concerto alla Fiera di Cagliari. Insomma, per farla breve, vengono quasi 2000 persone. 2000? Ho detto, ma i miracoli esistono? No. Da niente, così. C'era Andrea Parodi, abbiamo contattato mezzo mondo. Perché tu non pensi in piccolo? Io non penso in piccolo, no. E penso che tutto sia possibile. Tutto sia possibile, sì, bravo. Almeno di queste cose qua. Serve soprattutto l'entusiasmo e l'energia. Se lo senti, allora si può fare. Quindi fai il per concerto, cui facciamo questo concerto, raccogliamo i fondi e un sacco di gente si dice, ma ci posso venire anche in Nicaragua? Quindi hai pagato il biglietto a tutti? No, a tutti, no. Persone no. Ci puoi venire, ti paghi il biglietto. Ok. Però questo ha fatto nascere Solidando, perché tutti insieme da poche persone siamo andati lì, gente mai conosciuta, li ho conosciuti in viaggio così. No, bellissimo però. Quanti eravate? Eravamo quasi una ventina, giusto? 20? Una ventina. Ma una trasferta di quanto tempo? Un mese? Un mesetto. Cioè, bellissimo. Facciamo questa esperienza che ci unisce, e quindi al rientro abbiamo detto, apriamo una onlus, fondiamo una onlus. E lì da me l'ho messo Solidando. E lì, consolidando, poi bellissimo, era il 2004, quando nasce Solidando, quando ci incontriamo consolidando, quando fondiamo Solidando. Poi arriviamo all'incontro con te di anni fa, perché poi tutto preso dall'entusiasmo, l'anno dopo, nel 2005, torniamo in Nicaragua, un gruppettino molto più esiguo, perché purtroppo l'entusiasmo di molti ha durato quel tempo lì. Però ci sta. Torniamo, è un ragazzino, Marlon, che avevo conosciuto tanti anni prima, che adesso è il mio primo assistente dentale nel 91, quando aveva 13 anni. Io lo chiamavo Marlon Brundu. Marlon Brundu. No, si chiama Marlon Rivas. Marlon Rivas. Aveva 13 anni all'epoca, lo rincontro e lui mi dice, Gianluca, devo dirti una cosa molto grave. E cioè? Devi sapere che Marco Dessì mi ha abusato di me, mi ha fottuto. In che senso ti ha fottuto? Che ti ha imbrogliato? No, mi ha fottuto. No. Cioè, ti ha imbrogliato? No, mi ha fottuto nel senso fisico. In senso fisico. Questa cosa diventa un macello. E lì coperchio comunque. Cioè, sì, allora in quel momento lì unisco tutti i puntini, un sacco di puntini. Ecco perché sono tornato in Nicaragua. Capisco. E lì capisco un'altra cosa. Per Marco Dessì la carriera finisce qua. Ho avuto questa consapevolezza subito. A costo di finire sottoterra, ho detto magari ci rimarrò secco. Perché queste certe imprese. Potente lui lì. Sì. Anche qua, molto potente. Anche qua era potente. Molto. Conoscevo un sacco di persone ricche. Per cui no, questo io lo faccio secco. Però per farlo secco, cioè per bloccarlo, per mandarlo in galera,
devo dar fondo a tutto quello che ho imparato dal punto di vista spirituale e scientifico. Uniamo spiritualità e scienza in maniera pragmatica. Quindi, regola numero 1. Mi fido della magistratura della Chiesa? No. No. Le prove me le faccio io. Le procuro io. Quindi io non ho mai fatto l'investigatore privato, decido che le prove me le faccio io. Punto secondo. Può Gianluca Calabrese denunciare il Marco Del Sì e finire illeso? No, finirà sotto a terra, siccome non ho la vocazione del martire. Punto secondo della strategia è crearsi un carro armato, un esercito. Per Solidando? cui anche, no, Solidando l'ho tenuto all'oscuro per un anno intero, che abbiamo fatto le indagini da soli, io, Ignazia, mia moglie e Raimondo, non fidandomi di nessuno. Bravo. Le indagini me le faccio io, faccio il doppio gioco, ho fatto il doppio gioco per un anno intero. Cosa vuol dire il Il doppio gioco vuol dire che andavo da Marco Del Sì, Ah, certo, sei rimasto... sì, ciao, così, mi ricordo le riunioni, allora chiamalo tu Marco Del Sì. Allora per il prossimo concerto, vabbè, lo chiamo io. Ma scusami, il carro armato in che senso? Carro armato nel senso che a un certo punto noi diciamo, senti Marlon, adesso mi devi prove certe, partiamo dal primo punto e poi vediamo il secondo punto. Tu adesso ci devi dire quali sono gli altri testimoni, altri ragazzi abusati che vogliono raccontare, e ci fa raccontare e ci fa incontrare. Ah, quindi Marlo ti fa incontrare Sì, altri e io ragazzi. comincio a girare nelle favelas quella a incontrare ex ragazzi di Marco Del Sì, già grandi, che avevano 20 anni, 22 anni, e ci raccontano, noi filmiamo questa cosa, facciamo un documentario. Quindi cominciamo a prendere le prove a casa in Nicaragua, Lì, che è tosta molto. molto. Secondo, a questo punto noi dobbiamo usare queste prove in modo costruttivo. Quindi abbiamo girato l'Italia cercando i suoi benefattori, quelli con la pilla, e c'era gente in Emilia Romagna, Rock No War, il comune di Correggio, gente in gamba anche. Per cui lì facciamo vedere il documentario, gente mai conosciuta, dobbiamo farvi vedere un video. Questi rimangono Cioè, ma chi stiamo- operazione sputtanamento. no, operazione rete, trappola. Rete e trappola. No, nel senso, operazione far conoscere a queste persone. Ok, che obiettivo avevi tu? L'obiettivo era di fare una denuncia congiunta, Ah, ok. non come Gianluca Calabrese, ma come Comune di Correggio, come Solidando, come Rock No War. Questo vuol dire carro armato. Andarci non come siglo che mi avrebbero fatto un secco, ma E loro accettavano di denunciarlo? hanno accettato, hanno trovato avvocati, hanno trovato un sacco di cose che... Quindi le cose Sono rimasti di merda. si sono rimasti secchi, anche perché anche loro erano molto implicati. No, quest'uomo va fermato. Ok. quindi Contemporaneamente. alleati. Carro armato con alleati, diciamo, rete di Il carro alleati. armato era questo, Uh-huh. un esercito, Un esercito. col bazooka, anche perché, un'altra cosa di vero conscio, ho un solo colpo, se sbaglio un colpo, io questo Sei signore, fottuto. non fottuto. Mm. Io devo usare sorridendo e lo ammazzo così, sorridendo. Un colpo secco, basta, fatto bene. Come quando tolgo un dente, non è che stai 3 ore lì, quando si fa chirurgia, questo mi ha insegnato la chirurgia. Oggi Essere- capisco cosa mi avevi chiesto quel giorno, perché quel giorno non avevo capito, ero confuso da mille cose. Adesso ho capito il tuo progetto qual era. Quel video finale era fermare la quest'uomo, ciliegina. salvare Sì, questi Questi bambini, ragazzi. questi ragazzi. Anche fare giustizia per tutti fare questi, giustizia. per tutti questi ragazzi. Qualche intoppo c'è stato, però. Doppi molti, ma soprattutto lì tante cose che sono andate bene, devo dire, perché veramente Perché era quindi complicata la situazione. molto complicata, perché avere a che fare con un uomo, con un santo. Un santo. Quando tu hai a che fare con un santo, Sì, togliere dalla testa già è stato difficile per me. bruttissimo. Era un perché mio carissimo amico, era un tuo amico. carissimo amico, per cui ci avevo messo le mani sul fuoco, quindi ho dovuto fare un'operazione e questo la scienza mi ha insegnato. Se una cosa è vera, punta e basta. È vera, appunto, e basta. Se è vera, anche la cosa più brutta la devo accettare. Devi accettare. Non posso dire no, magari no. Se è così, è così. Questo mi ha insegnato la medicina, La medicina. il mio lavoro. Se la cosa è così, è così. È lo spirito, l'amore per la verità. La verità prima di tutto. E infatti l'hai fatta venire fuori. E infatti l'abbiamo fatto venire fuori. Allora poi abbiamo coinvolto la Chiesa.
che un po' si è tenuta. La Chiesa, no, devo dire, loro sono andati bene, ok, benissimo. A questo punto siamo andati a Roma, abbiamo prima contattato il vescovo di Cagliari, all'epoca era Monsignor Armani, dice guarda, la cosa è un po' loffietta, è un po' così, perché aveva capito che ci manda prima da un cardinale molto importante, a San Giovanni in Laterano, questo, sì, andiamo io e Ignazia, dice, guarda, però questo dobbiamo fermarlo. Il giorno dopo lo incontriamo col fatto che doveva avere un piano, no, è troppo potente per me questo, no, troppo pericoloso, e ci affida a un gruppo, a un pool antipedofilia della Chiesa, con il pacione adesso di Ratzinger, poco di meno. Quindi a un certo punto noi ci troviamo, io con Ignazio e con il povero Raimondo, in una cosa, in un gruppo internazionale per far fuori quest'uomo. La Chiesa con la magistratura si mettono d'accordo con noi per proporre a Marco Dessi di andare in una casa di recupero. Levati dalle scatole. Casa di recupero con tutta una storia che sarebbe costruita in 20 anni, come si fa vie di santità, scuole intestate, come si fa con tanti santi, che tanto santi. E c'è andato? No! io saresti andavo andato per scontaggio al volo, lui rifiuta, no, sto male, c'ho un tumore, si inventa tutta questa non ci storia rinuncia qua. alle sue posizioni. No, questo capita, e ho capito una cosa, che queste persone spesso hanno un delirio di onnipotenza, e questa è la loro fregatura, perché dopo che per 30 anni fai certe chi siete voi per rompermi le scatole? Ma figurari. Cabra, ma questo è uno scipro, per figurare. E quindi è rimasto in Nicaragua a continuare. No, è venuto qua, si è trasferito nell'ospedale di Iglesias, finto malato. Dopodiché lì, poi lui non sapeva che c'era la magistratura di mezzo. C'era un processo in partenza? No, c'erano le indagini. Le indagini. Le indagini. Lui non sapeva lui pensava che ci fosse solamente il Vaticano, lui del Vaticano non gli aveva proprio niente. Per cui straparla dal telefono che era intercettato, e dici di tutto, cioè tipo prendi i testimoni, parla con Ludwig che era in Nicaragua, i ragazzi, farli mettere in galera, farli torturare, farli ritrattare, cos'è? Pessima. Si è incasinato bene, cioè benissimo, perché più parlava e più si intrappolava nella rete come i pesci. E questa cosa lo ha portato a un certo punto, quando ha capito che c'era la magistratura di mezzo, si fa un biglietto per scappare e lo mettono in galera. Tutto questo è però durato un anno di lavoro, cioè un anno così, ma le indagini, contatto tutta sta gente. Il lavoro tuo? Il lavoro mio, quell'anno lì è andato un po' per mirare, cioè io penso che gli angeli hanno messo a posto il fatto che c'è lo studio. Eri impegnato in una cosa più grande? Ero impegnato totalmente in una cosa più grande, dove nessuno sapeva, sono state tante difficoltà. Ma chi l'avrebbe fatto al posto tuo? Secondo me pochissime persone. Penso onestamente pochissime persone, perché ho scoperto che tanti lo sapevano. Poi, tanti lo sapevano. Sapeva quella. Questa decisione da dove parte? Questo dire, questo lo faccio secco. C'è un'altra parte che dice me ne frego. No, non ho mai avuto un dubbio. In quel caso neanche un dubbio. Cosa è scattato in te? Rabbia? No. Rancore? Illusione? Consapevolezza. Sono qua per questo. Davvero? Sì. Solamente la mia missione è questa. Sì, il mio compito è questo. Il mio compito. Questo è il mio lavoro. Eri felice a prescindere dalla tristezza del caso, diciamo? Ero in un mondo. Sembrava irreale. Ho capito, ma mi sembrava dentro un film. Tu mi hai detto prima, non mi sentivo adeguato quando ero alle medie. No, lì mi sono sentito totalmente. Sono sentito. Chiaramente è stato stressante a livelli pazzeschi, mi sono anche ammalato, sono intollerante, un sacco di sostanze, quindi che ero sempre magro così, il corpo è andato un po' per i fatti suoi. Però è stata un'esperienza che è finita bene, dove ho imparato un sacco di cose, tra cui che veramente si possono fare cose, puoi dire di no. Cioè, io non ci sto. Io non ci sto, perché è vero. Esatto. Io non ci sto. E fare.
agire. Non ci sto, ma non solo a parole, coi fatti. In questo caso io sentivo che era il mio compito. Non è detto che sia sempre così, chiaramente. Bisogna mettere in conto se uno è disposto a rinunciare alla propria vita, magari finire in non galera, solo la tua, la hai mia detto, o quella di altre persone. Hai parlato di una persona che ti sta molto vicino, l'ha fatto con te. Sì, insieme. il fatto che questo poi, è anche bello, Insomma, questa è stata un'esperienza dove bisogna interrogarsi su alcune cose di base. Ma quanto ci credo nelle cose in cui... Quanto ci credo? Sono disposto a morire per le cose in cui credo. Ma tu eri disposto a morire? Sì, ero disposto a morire. Wow, Ero forte disposto. questa cosa. Ero disposto a mandare lo studio in malora, a finire in galera, qualunque cosa. E questa è stata la mia forza, la nostra forza. La vostra. La nostra forza. Devo dire, mia moglie è stata, cioè, fantastica, un'altra donna. Cioè, siamo portati i Che testimoni avevamo in fatto. casa. Questi ragazzi a casa, noi l'abbiamo portati da una settimana. Con questi ragazzi a Non casa. lo ricordo che ti Lo ricordo. Benissimo. È stata veramente un'avventura, come direbbe Lucio Battisti. Di quelle... Bravo, ti devo interrompere, 1 ora e 5 minuti. Cioè, va, ciao no, ragazzi. no, che ciao così, no. Io vorrei parlare, cioè, altre 3 ore, 4 ore, perché troppe cose belle c'hai da dire. Però questo progetto si chiama A Come, puntini puntini. Io ti chiedo, dopo questa ora passata insieme, tirami fuori una parola con A che possa essere il titolo di questo episodio. A come? Ah, come amare. Amare. Te lo concedo perché amore l'hanno già detto, amare no. E quindi è giusto così. Sto incominciando ad allargarmi. Perché Mi piace il verbo, l'agire. amare, bravo, l'agire. Perché tutti usano le parole, gli aggettivi, i sostantivi, ma tu amare. Tu ami? Ce la metto tutta. Ce la metto tutta. Ce la metti tu? No, tu ami molto. Ha dei figli meravigliosi, sono troppo belli. Una moglie meravigliosa. Ciao Moglie Ignazia, meravigliosa, salutiamo Ignazia. Aurora, Sara meravigliosi e ho amici meravigliosi. E hai amici meravigliosi. Amici fantastici. Ho conosciuto un sacco di persone fantastiche, veramente fantastiche, che ringrazio perché quello che ho imparato è merito di tutti, di tutti insieme. Anche di Raimondo che è deceduto un anno fa. Ciao Raimondo, ti voglio Ciao bene. Raimondo, poverino. Ma tu non sei più presidente Solidando? Sempre presidente di Solidando. Sei sempre? Non lo fai nessuno. Ah, non lo vuole fare nessuno? Aiutatelo! Aiutate, sono tipo Che Guevara, sono di 25 anni presidente. No, Che Guevara no, che non finisce bene. Va bene. Grazie Gianluca. Grazie a te. Francesco. Ciao a tutti. Amiamo di più. Snake in the grass.